Quindi lo stesso chiamato salvo lui? Ah, questo è un casino. No, è la base bolla, Vieni qua, Max. Max. Io pensavo che chiamasse strike invece. Quasi su quello ci sta allora. Riprendiamo la diretta dopo un piccolo problema all'apparato tecnico con corridori, un'auto e corridori in prima e seconda base, una piccola contestazione ma su chiamata base ball non è stato potuto cogliere il giocatore rubando in seconda perché praticamente è stata una base ball. Secondo lancio su Daniele Tonolo, dunque 2 basi ball concesse consecutivamente dal partente Tommaso Aiello e una eliminazione al piatto. Ribadiamo corridori in prima e seconda base. Ma ci dicono Tonolo, doppio gioco difensivo, non riuscita di poco, ma lui non aveva toccato, allora non doppio gioco difensivo, avanzamento in terza del corridore, secondo out, doppio gioco non riuscito per un attimo e pertanto scelta difesa. Sì, nel box il numero 26 Samuel Bellafiore, l'esterno destro, battitore vedete mancino, corridori agli angoli, peccato una bella giocata, non è riuscita un bel doppio gioco, si è dovuto staccare dalla prima base. Primo bel lancio interno, strike, Tommaso serve questo. Battitore mancino, nono del line-up. Secondo lancio, bello strike, girato. Swing ha avuto 2, si carica del secondo strike Samuel Bellafiore. Lancio interno, ball rubata in seconda di Carlos Guevara. Un ball, 2 strike, dunque corridori in posizione punto in terza e in seconda base. Bel lancio, forse interno, un arbitro non premia il lancio. 2 ball, 2 strike. E strike out, girato e si toglie da una situazione complicata. K
non entrano i punti, si chiude il secondo inning con una prestazione, diciamo, buona prestazione. Si è un po' complicato la vita con 2 base ball e poi ne è uscito egregiamente il partente Tommaso Aiello. Dunque le squadre si preparano per il terzo inning, parte alta, dove la New Rimini tenterà l'allungo. Terzo inning, 1-0 il punteggio. Vedete, si prepara il catcher, scaldamento sempre del partente Eric Della Rosa. Nel frattempo vedete negli esterni passa la ferrovia, un trenino locale, bassa velocità. Ottima giornata, mattinata fresca, soleggiata per giocare a baseball, temperatura ottimale, saremo intorno ai 26-27 gradi probabilmente. Infatti il telefono ci dice 26 gradi. Nel box di battuta il lead off Amedeo Focchi. Seconda apparizione, lascia sfilare il ball alto e interno. Gira il secondo in una profonda volata presa dall'esterno, sempre dall'esterno destro, seconda eliminazione F9. Questa volta ha dovuto correre più del dovuto, però stesso risultato. Medeo non riesce a prendere il buco sugli esterni. Una palla che è rimasta troppo alta nella volata, che ha permesso la corsa trasversale dell'esterno destro. Una palla vicino alla linea di foul. Nel box Lino Zappone, battitore mancino sul lanciatore destro, gira subito il primo lancio, uno strike in mezzo al piatto in foul. Coglie l'occasione per rifornire l'arbitro delle palline. Dunque uno strike con la palla in foul su Lino Zappone. Fondamentale andare in base per muovere il gioco. Annuisce Ruggeri Davide qui vicino a me. Ancora secondo lancio, una palla mossa morbida, battuta sempre in foul. Secondo strike, 0 ball su Lino Zappone, bisogna difendere il piatto. Eric Della Rosa con i suoi lanci chirurgici, lancio esterno, primo ball, un ball, 2 strike. Secondo ball,
2-2 il conto su Lino. Lino non abbocca su un cambio di velocità, che palla che scende improvvisamente sul piatto. Quelle palle che a volte sembrano vogliose si vedono a mezza altezza e poi crollano. Palla alta, conto pieno, recupera Lino guardando 3 ball consecutivi. Adesso la Vaula spacca, dovrà sicuramente il lanciatore entrare nell'area dello strike. Infatti batte, bella valida, un doppio sicuramente per Lino Zappone, scavalca all'esterno sinistro, doppio per Lino Zappone. Forse con certa, non dico nemmeno superficialità, però era una bella battuta profonda. Un out, Baccelli nel box di battuta. Uomo in posizione, punto. Altra opportunità opportunità per la New Rimini, sarebbe opportuno sfruttarla. Primo lancio guardato, un lancio molto rognoso, infatti non entra nell'area dello strike. Ottima scelta, un buon occhio per Marco Baccelli. Primo ball. Gira un lancio ball, lancio goloso, suggerisce Davide Ruggeri. Quei lanci 1-1 il conto. Era anche più alta era un ball clamoroso. Ci stava, perché è una palla che se prende, batte nel diamante, assistenza 6-3, seconda eliminazione. Nulla di fatto. Secondo out, dicevamo, e nel box Davide Bonemei, battitore designato nella partita di oggi. Lascia un no, e l'arbitro chiama uno strike. L'arbitro di prima inesistente, la mazza non aveva fatto nemmeno, non era arrivata nemmeno, assolutamente. Chiamata dubbia, molto dubbia. Pertanto il primo ball diventa uno strike. Stessa palla di prima. Quest'anno gli arbitri abbiamo visti, sì, delle chiamate inopportune. Gira uno strike in foul, un ball, 2 strike. Un ball, 2 strike il conto su Bonemei. Sempre Lino Zappone sopra il cuscino di seconda, meglio leggermente staccato. Ha chiamato un'altra girata e termina il terzo attacco senza nulla di fatto, e noi andiamo in pubblicità.
Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Sì. Torniamo di nuovo in linea, parte bassa del terzo inning, in attacco, terzo attacco per la Metalco Dragons di Castelfranco Veneto. Nel box di battuto il lead-off Michele Brunati. Gira subito in foul. Out al volo di Mattia in FF3. Nel primo out nel box il numero 32 Gianluca Moccia. Andiamo abbastanza aggressivi, girano anche la prima palla, battitori dei Dragons. Prima palla alta, lascia giustamente sfilare un ball. Gianluca Moccia, interbase, torri prima di un'eliminazione con l'assistenza in prima, Oscia colpito sul casco, colpito Moccia, lancio quasi pazzo, mi avrebbe da dire. Non è diventato pazzo perché ha colpito il caschetto del battitore, fortunatamente senza nessuna conseguenza. Lo vediamo molto azzillo il corridore in prima. Nel box Andrea Sanson. Gira subito la prima palla, proprio a conferma dell'aggressività nel box, in foul sulla destra, pertanto si carica del primo strike. Corridore in prima, ricordiamo, un out. Parte bassa del terzo inning. E secondo strike girato, una palla insidiosa, palla curva che scende repentinamente sul piatto, fa fare uno swing al battitore. 2 strike.
pick off su il corridore in prima su Gianluca Moccia, arrivato in base, ricordiamo, essendo stato colpito. Palla curva, questa volta bella eliminazione, bella giocata dell'Interbase che con una giocata non per nulla banale raccoglie una palla che si allontanava e con un'assistenza precisa elimina il corridore. Sanson, eliminazioni dunque 6-3. Seconda eliminazione, corridore avanzato in seconda base. Nel box di battuta il battitore designato Giuseppe Sciacca. Designato Giuseppe Sciacca. Sì, probabilmente una mazza calda e potente. Gira subito, palla alta. Out al volo dell'Interbase, dunque F6. Pre 1-0 per la Mediolanum New Rimini. Noi andiamo in pubblicità. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erbavita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Torniamo in linea dallo stadio Sant'Antilio. Salvatore Tantillo, allora mi hanno detto una cosa errata prima. Salvatore Tantillo. Prima palla girata da Canini, raccolto dal terza base, aiutatemi, terza base, dunque con un'assistenza 5-3 Alberto Canini viene il primo eliminato del quarto attacco del Rimini. Bella giocata difensiva del Metalco Dragons. Sono uguali? No. Primo lancio ball, lancio interno.
Mattia giustamente cerca il suo lancio, aspetta il suo lancio più che cerca. Eccolo là, in leggero anticipo, una linea che finisce sul foul di sinistra. 2 ball e 1 strike, il conto su Mattia Pandolfi. Gira un ball, 2-2 il conto. Batte out al volo dal F8, una bella presa in avanzamento dell'esterno centro per la seconda eliminazione. Nel box Andrea Gabrielli, il settimo del line-up, esterno centro. Prima arrivato in base, colpito. Primo lancio interno, giustamente lo lascia girare, un lancio, tra l'altro uno slider, chiamato strike, sì. Brutto lancio per il battitore, mentre chiaramente bel lancio per la difesa. Gira il secondo, lancio più veloce, uno swing che non impatta la palla. Massimo vantaggio per il lanciatore, per il partente Eric Della Rosa. Difende il piatto in foul. La palla che cade alle nostre, è profonda, cade, sì, dal rumore sembra su una macchina. Speriamo di no, perché sempre il conteggio invariato, 2 strike. No, un lancio sempre va a K, girato. Quarto attacco senza nulla di fatto, punteggio sempre 1-0 per la Mediolanum New Rimini. Cambio di campo, la Mediolanum New Rimini si sta disponendo in difesa per la parte bassa del quarto inning. Ancora Tommaso Aiello. Sta terminando il riscaldamento sempre del partente Tommaso Aiello. Ricordiamo parte bassa del quarto inning. Nel box di battuta il quinto del line-up, Albert Valenzuela.
Parte subito con una dritta sul filo esterno, un bello strike. Seconda palla sul seconda base, una facile eliminazione, 4-3. Prima eliminazione, pertanto nel box George Bencomo, numero 33, nonché l'esterno centro mazza scheggiata, rotta. Avete visto, l'arbitro ha consegnato un pezzo della mazza rotta. Il sesto del line up nel box di battuta. Primo lancio, un bel strike sul filo esterno, guardato dal battitore della Metalco. Gira il secondo, lancio preso al volo da seconda base, F4 eliminazione. Nel box il settimo, Carlos Guevara, scusatemi, Guevara, uno straniero della squadra dei Dragons. Primo lancio, bello, entra con uno strike, parte in vantaggio, guardato. Bel lancio che scende troppo e non entra nell'area dello strike. 1-1 il conto. Secondo strike, sempre sul filo esterno. Due strike e un ball. Palla rimane forse bassa, non so se esterna, comunque il conto è 2 ball, 2 strike. Bella curva in banda K, bel K per non banale, e termina il quarto inning sempre sul punteggio stretto di 1-0 per la Mediolanum New Rimini. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza,
La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina. Smart, ufficio stampa e comunicazione. Dominate, abbigliamento per baseball e softball. Il Purimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale. Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18. Teammate, articoli per baseball e softball. Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Riprendiamo la linea, avete stato perso il primo out, prima palla girata al volo dal prima base, e dunque un out F3 nel box, il nono del line-up, Yuri Cortesi, con il conto di 1 ball, 2 strike. Necessario andare in base, fondamentale. Strike out, guardato. Dunque 2 out, terza apparizione per lead-off Amedeo Focchi. Due sempre battute non andate in porto, 2 battute profonde ma troppo, ecco, primo strike, sembrava un po' fuori dal piatto ma l'arbitro lo chiama strike, pertanto batte una valida. Prima valida per Amedeo, presa con la punta della mazza e scavalca all'interbase, nulla ha potuto nel box. Adesso Lino Zappone. Autore primo di una profonda battuta sull'esterno sinistro. Sicuramente il lanciatore lo lavorerà maggiormente ai fianchi. Dopo no? Primo lancio entra con una palla più veloce del solito, uno strike che Lino guarda. Uno strike, il vantaggio del lanciatore, pick off senza nulla di fatto su Amedeo Focchi. I punti si fanno con 2 out, molti dicono di questo sport. Bella valida che cade davanti all'esterno sinistro, porta avanti i giocatori. Seconda valida per Lino Zappone. Nel box Marco Bacelli. Ricevitore, autore di 2 contatti non andati a buon fine.
batte sul terza base che raccoglie con qualche incertezza e assiste in 5-3 per la terza eliminazione. Nulla di fatto il quinto attacco della Mediolanum, 3 eliminazioni con 2 uomini lasciati sulle basi. Molti regali, molte basi regalate alla squadra ospite e pertanto a breve, dopo il riscaldamento, l'arbitro chiamerà sul box di battuta Daniele Tonolo, mi dicono, e non Tonolo, Tonolo. Daniele Tonolo, l'ottavo del line-up, nonché esterno sinistro della Metalco Dragons di Castelfranco Veneto. Quinto inning anche per il partente Tommaso Aiello. Nel frattempo Bertagnon lascia il posto al riscaldamento per il catcher ufficiale Marco Baccelli e come vedete a questo punto l'arbitro chiama il gioco con il numero 42 Daniele Tonolo, esterno sinistro, nel box di battuta. Battitore destro. Bunt in foul, prima giocata a sorpresa tentata dal battitore della Metalco, già era scattato molto avanti il terza base Thomas Ciffalino per difendere la giocata. Non premiata, una bella palla, sembrava sul filo, però l'arbitro la battezza ball, 1-1 il conto a casa base. Palla questa volta bassa, sul filo basso, fuori dall'area dello strike per l'arbitro, un ball, 2 ball e 1 strike il conto, 2 ball, 1 strike. Palla interna, terzo ball. Conto pieno, swing per Daniele Tonolo. Un strike mezzo al piatto. Base su ball, un ball ineccepibile. Nel box Samuel Bellafiore,
Uomo in prima, bunt. Cambia la strategia, vedete, del manager della Metalco. Vogliono portare avanti l'uomo in posizione, punto. Strategia condivisibile. Nuovo bunt. Ball. Toglie la mazza all'ultimo istante. L'arbitro pertanto chiama il ball. Strike, un ball e uno strike sul filo esterno, battitore mancino. L'arbitro nel frattempo di terza base calma gli animi della squadra locale. 1-1 il conto. Secondo ball, 2 ball e 1 strike. Foul ball. Sì. 2-2 il conto. La palla in foul ball ha colpito il catcher Marco Baccelli, ha colpito fuori dalle protezioni, sicuramente palla dolorosa, molto dolorosa. Ci suggeriscono intorno, guardiamo la palla da baseball, una palla dura, tutt'altro, tutto il contrario di quella da tennis, e le cuciture si fanno sempre sentire, contatto con la pelle, e lasciano il segno per svariati giorni. 2-2 conto, riprende il gioco, altro strike, conto invariato, strike conto invariato in quanto palla battuta in foul dietro il catcher, difende il piatto Samuel Bellafiore, esterno destro, ancora corridore. Due il conto, 0-8 corridore in prima, parte bassa del quinto inning, palla battuta in out al volo, F5, primo out e terza apparizione per il lead-off Michele Brunati. Primo entra subito con un bello strike sul filo esterno, buona partenza.
Michele Bonati, ricordiamo il ricevitore della Metalco Dragos. E out, secondo out colto rubando, questa volta ineccepibile. Sì, secondo out dell'inning. I collaboratori mi stanno distogliendo, vogliono far sbagliare, sembra che ci sia una gara. È il primo out invece colto rubando, perché ci ricordiamo che l'altro non era out in quanto era base ball. Ecco. Bella, una curva che praticamente porta il conteggio su un ball, 2 strike. Fa girare la mazza, uno swing al catcher, battuta su valida, nulla da fare, una bella valida davanti all'esterno destro. Di nuovo battito in prima, 2 out e nel box di battuta Gianluca Moccia. L'interbase numero 32. Sì, prima valida per la squadra locale, una bella linea, parte con una curva che non confonde l'esperto battitore Gianluca Moccia, dunque si carica subito di un ball. Questa volta una dritta, per me era uno strike, l'arbitro non si muove, è irremovibile. Questo sembrava uno strike, una dritta, una palla presa nel mezzo del piatto. Anche questa è una di quelle chiamate che noi non comprendiamo, però l'arbitro questa volta è interna. Terzo ball. Palla ball, secondo base ball concessa, non è la seconda ma la terza mi sembra, terza base ball della partita, quarta base ball, sto contando, 2, 3, 4, no 5 sono, 1, 2, 3, 4, quinta base ball e visita dell'allenatore del nostro Paolo Del Bianco, allenatore dei pitcher. Nel box Andrea Sansoni, il terzo del line-up, sicuramente una mazza pericolosa per la squadra della Mediolano New Rimini.
parte subito con una curva che non entra nell'area dello strike, un ball, pertanto valida. Oh, errore. Abbiamo assistito a una valida e un errore consecutiva che ha fatto entrare il punto del pareggio. Un errore di tiro dell'esterno sinistro. E punto del pareggio. Base intenzionale. Base intenzionale ad Albert a Sciacca. E nel box Albert Valenzuela. Entra subito con uno strike. Ma la è proprio una valida così, è passata vicino al terzo basso, l'ha persa. Bassi cariche, tutte piene. Secondo strike. Abbiamo visto che Battitore ha segnato con il dito la palla esterna, l'arbitro irremovibile ha concesso chiaramente il secondo strike. Era valida da 2 punti. Out. Entrano 3 punti con una valida. E pertanto avviene il sorpasso dei locali e noi andiamo in pubblicità. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erbavita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry, con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18,
Teammate, articoli per baseball e softball. Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Partito il l'inning con un ball su Davide Bonimei, il DH, il quarto del line-up. Entra con uno strike a filo, strike così battezzato dall'arbitro. Un ball e uno strike. Palla girata in foul. Un ball, due strike. Due ball, due strike su Davide Bonimei, DH. È valida! Bella valida di Bonimei, muove subito il gioco e adesso bisogna spingere ancora sull'acceleratore con Alberto Canini, il quinto del line-up, esterno destro. Palla bassa, ball, sempre insidioso con i lanci Enrique della Rosa, lanci precisi che limano l'area dello strike, batte una profonda volata in bocca all'esterno destro. F9, prima eliminazione nel box Mattia Pandolfi. Entra con uno slider sul filo esterno, guardato da Mattia. Strike. E questa volta fortunatamente l'arbitro di prima non l'ha chiamato. Swing a vuoto, un ball, due strike su Mattia. Eliminazione al piatto girato, swing K,
Mattia Pandolfi, nel box Andrea Gabrielli. 2 out, corridore in prima. Andiamo Gabri. Bisogna mettere in gioco la palla, sicuramente. Calciatore insidioso, l'abbiamo detto. Palla bassa. Un ball. Uno strike sul filo chiamato dall'arbitro di casa base, l'arbitro capo Marco Costa. 1-1 il conto. Parte alta del sesto inning, ricordiamo. Oh, linea in bocca. F4, una linea che non premia una bella battuta tesa. Termina il sesto attacco di Rimini con il punteggio sul 3 per la squadra locale della Metalco Dragons e 1 per la Mediolano New Rimini. Cambio sul monte. Subentra il numero 20 a Tommaso Aiello, Gianluca Tognacci. Manager del Mediolanum ha deciso per la sostituzione di una buona prestazione del Tommaso Aiello, il partente. Diciamo un errore di tiro dell'esterno destro e una palla che è rimasta un po' troppo nel centro praticamente. 2 episodi stanno per adesso segnando la partita. E questo è il baseball. Riscaldamento per Gianluca. Tutto pronto per la parte bassa del sesto inning. Nel box di battuta George Bencomo, numero 33, e nonché sesto battitore del line-up squadra locale. Tra poco il primo lancio per il rilievo. Gianluca Tognacci parte subito con un lancio, la palla uscita male dal guantone, un lancio passo, pertanto un ball. Secondo lancio strike sul filo esterno, 1-1 il conto. Il tabellone non aiuta, hanno segnato solo uno strike.
palla battuta, subito in mezzo un doppio, probabilmente parte subito con un doppio, Bencomo. Doppio nel box, Carlos Guevara. Un lancio, una dritta che viene impattata tra l'esterno centro e l'esterno destro. Parte con un ball anche sul secondo uomo, palla che rimane leggermente alta. Palla alta, FF2, eliminazione. Nel box il numero 8, Daniele Tonolo, l'esterno sinistro. Sempre corridore fermo in seconda base, un out. Batte subito una palla, out al volo del esterno centro, non banale, una corsa tutt'altro che banale. F8, bella presa, secondo out che tiene fermo sulla seconda base il corridore della Metalco. Non ha dato tempo del pestegori. Una bella presa e subito si è alzato pronto per l'assistenza sull'eventuale corsa del corridore. Nel box il nono in battuta, Samuel Bellafiore, mancino. Primo lancio, strike, guardato. Secondo, sempre strike in foul dietro il ricevitore. Massimo vantaggio, 2 strike e 0 ball. Palla interna, l'arbitro la vede fuori dall'area dello strike. Un ball, 2 strike. Batti e corri, una palla spizzata in foul, conto invariato, un ball, 2 strike. Il battitore difende bene l'area con un contatto, si allunga tutto su una palla esterna. Ricordiamo parte bassa del sesto inning e strike out, primo K per il rilievo e termina così il sesto inning, punteggio sempre a sfavore della Mediolanum New Rimini, 1 punto per la Mediolanum, 3 punti per la Metalco Dragons di
Castelfranco, Veneto. Noi andiamo in pubblicità. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erbavita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Parte alta del settimo inning, nel box di battuta l'ottavo del line-up, Thomas Cifalinò lascia passare il primo strike. Ancora il partente imperterrito, batte un foul, il secondo lancio, si carica dunque del secondo strike, un foul che esce di circa mezzo metro. Massimo vantaggio per il pitcher, per il forte partente Eric Della Rosa, che ha incassato un punto al secondo inning e poi è riuscito a tenere imbrigliate le mazze della Mediolanum New Rimini. Batte e raccoglie il terza base con un'assistenza 5-3 per la prima eliminazione. Nel box Yuri Cortesi, numero 34, nonché nono uomo del line-up. Contatto che non ha premiato Yuri Cortesi, scusatemi, Thomas Cifalinò. Parte con una palla bassa, mi sembrava fuori dall'area dello strike, e così non è dell'avviso l'arbitro di casa base Marco Costa per il primo strike. Abbiamo un jet sicuramente militare che passa sopra di noi, della vicina base di Aviano probabilmente. Secondo lancio girato, strike per il secondo strike, girato spizzato in foul da Yuri Cortesi. Bisogna difendere il piatto a tutti i costi adesso. Batte e arriva a salvo. Qui non so cosa, non abbiamo distanti, una valida, ci dicono, e darei anch'io una valida perché la reazione del pitcher non è potuta sicuramente essere migliore. Prima valida per Yuri Cortesi. Nel box Amedeo Focchi, quarta apparizione per Amedeo Focchi. Dunque la valida che rimbalza sul guantone proteso del partente Eric Della Rosa, poi il guantone la devia sulla destra e non permette né allo stesso pitcher e al terza base di raccogliere. Palla esterna, primo lancio, ball. Bisogna lavorare bene, buon occhio, e poi colpire le palle buone.
sapendo che il pitcher ha delle palle con degli effetti e lavora molto bene sui fili. Palla, batti e corri, che di fatto diventa una valida per l'avanzamento in terza di Yuri del veloce Yuri Cortesi. Errore difensivo. Il conto va su un ball e uno strike sul tentativo di batti e corri. Batti e corri, assistenza del catcher verso l'interbase che manca la pallina e pertanto visita. Vediamo del manager della squadra di casa. Manager, adesso vi diremo, Vediamo chi va. sappiamo chi è il manager, ci sfugge. C'è anche le statistiche dei lanciatori. No. Questo qui. Sul conto di un ball e uno strike, un out, corridore in terza e un out. C'è stata una breve visita per rinfrancare le dicevamo, quarta apparizione del box per Amedeo. Palla alta in foul, dietro al pubblico, fortunatamente non colpisce nessuno, senza conseguenze, pertanto un ball, 2 strike. Dai. Bisogna scegliere il lancio buono e difendere. Peste corri per il secondo punto, bella battuta con out al volo dell'esterno centro, volata di sacrificio necessaria, e punto per la Mediolano Union Rimini. Noi andiamo a aggiornare il punteggio 3-2. Nel box Lino Zappone, bassi vuote, 2 out, bunt che esce dall'area, esce in foul. Era stata un bel bunt se fosse rimasto dentro, perché Lino già era arrivato, era in prossimità probabilmente sarebbe arrivato salvo, ma con i secoli ma non si fanno i punti. Allora si carica di uno strike, di un ottimo bunt, diciamo un buon bunt. Una palla che si impenna nel foul e fortunatamente per il secondo strike, fortunatamente, insomma, non tanto fortunatamente, perché è una palla profonda che, malgrado l'estremo tentativo del terza base dell'esterno sinistro, ma sarebbe stato un miracolo, diciamo, poter raccogliere al volo una palla profonda vicino alla rete di riscinzione del foul di sinistra. Pertanto 2 strike su Lino Zappone. Ancora l'ottimo partente imperterrito sul box, sulla pedana di lancio del monte, e Lino Zappone nel box. Battuta probabilmente che cade,
out al volo, bella presa, non banale, F8 e termina il settimo attacco del Rimini con il punteggio di 3 per i locali, 2 punti per Mediolanum New Rimini. E noi andiamo in pubblicità. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball, il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale, Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18, Teammate, articoli per baseball e softball, Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Ma di che fuoco, hai fatto l'errore là. Parte bassa del settimo inning, nel box di battuta il primo del line-up, il 9, Michele Brunati, lascia sfilare il primo ball, autore fino adesso di una valida, secondo ball, arbitro chiama 2 ball consecutivi, il secondo non ci trova molto d'accordo, terza palla identica, chiamo questa volta si è tolto l'incantesimo, 2 ball e 1 strike. E bella presa al volo su una spizzata, 2-2 il conto sul lead off Michele Brunati, ricevitore del difende il piatto con una girata in foul a sinistra, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Bella palla curva che non entra nell'area dello strike, conto pieno su Michele Brunati. Palla battuta verso il terza base che raccoglie, e assistenza
5-3 per la prima eliminazione del settimo attacco della Metalco. C'è Gianluca Moccia, l'interbase, l'esperto interbase dei padroni di casa, con il numero 32. Guarda che lo sono. Batte una profonda battuta sull'esterno sinistro, eliminazione F7, mi confermano, perché qua mi correggono anche, giustamente mi correggono, nel box Andrea Sanson, perso del line-up, nonché seconda base. Giocatore possente, terzo del line-up, probabilmente anche una mazza pesante. Bel primo lancio che io avrei visto, un bello strike, una palla curva. Così non è dell'avviso l'arbitro. Primo ball. Secondo lancio strike, spizzato in foul, 1-1 il conto. Bella palla che scende troppo sul filo esterno e pertanto il 2 ball e 1 strike. Ineccepibile la chiamata dell'arbitro. Battuta profonda e che scavalca all'esterno centro. Questa è una L È valido. doppio. Però questa è la bella V2. era difficile. Sì, ha fatto mezzo passo avanti e quello l'ha fregato. Non laser. Andava forte. Sì, sì. Era una palla veloce, impattata bene. E bella valida, un doppio. Nel box Giuseppe Sciacca e il DH. Però ha scavalcato più due. Bisogna parte subito con un lancio pazzo. Sì. No, No, non ha preso il guanto di Baccelli. Adesso l'arbitro. Battitore non ha fatto bau. Pensavo fosse colpito no, diciamo. Conciliabolo dei tre arbitri. Non possiamo immaginare cosa possano discutere. Non possiamo sapere, ma immaginare probabilmente che chiedevano un colpito, ma cosa che il battitore non ha assolutamente manifestato nessun. Allora, 2 out, un ball, corridore che su pallancio pazzo avanza in terza e sicuramente inning che va chiuso a
pericoloso. Quarto punto, allunga di nuovo le distanze la squadra locale, mette di nuovo 2 punti di distanza. E primo lancio, un profondo fly che viene preso al volo dall'esterno sinistro per la terza eliminazione. Termina il terzo attacco e noi mandiamo parte alta dell'ottavo inning con il terzo del line-up, Marco Baccelli nel box di battuta. No, Cosa ha chiamato l'arbitro? strike. Perché si è ingiustificato col catcher. No, ball. Ball. Secondo ball, infatti ha chiamato strike e poi si è sembrato un ripensamento. Esatto. 2 ball, conferma l'arbitro il secondo 2 ball. Sta chiamando, stai pensando. Stavolta chiama lo strike interno basso, dubbioso per me, però 2 ball e uno strike. La legge della compensazione forse qui è entrata in vigore. Secondo strike, questa volta una palla mezza altezza sul filo esterno. 2-2 il conto su Marco Baccelli. Sì. E bella valida di Baccelli, profonda sul filo sinistro, un bel doppio. Stavolta la palla rimane, la palla alta viene impattata perfettamente da Baccelli e va a infilarsi sull'angolo sinistro del campo. Nel box Davide Bonemei, ancora ricordiamo
entra subito con uno strike, una palla curva che scende. Primo strike. Secondo strike girato. Stavolta era una palla probabilmente destinata a un ball, però nel dubbio ha girato, si carica di 2 strike Bonemei. Adesso bisogna difendere il piatto. Oh, adesso lui si deve mettere a difendere il piatto a non distante. Stesso lancio di prima, questa volta non gira, Bone, esterno, un ball, 2 strike, uno slider, vedete ormai ha utilizzato tutte le armi il buon Eric Della Rosa, tutti i suoi lanci, 2 o 3 tipi di lanci, lancio pazzo ottimamente bloccato dal catcher, 2 ball, 2 strike. Bisogna difendere ottimamente. Valida! Valida! Valida di Bonemei. 3 su 4 per Bonemei questa mattina. Un bel 7,50. No. 2 rimorchi dietro. Lo cambia, sì. Cambio pitch runner. Sì. 53 per Bonemei. Romano Pini, Romano Pini. Scelta, sì, scelta del e cambio Bertagnon al posto di Canini. Sì, Alberto Canini c'era. Allora c'è stato ripensamento, Canini nel box. Alberto Canini nel box. Lancio esterno giustamente guardato da Alberto Canini. Strike sul filo interno, uno slider, un insidioso slider, anche di difficile lettura mi verrebbe da dire. 1-1 il conto su Alberto Canini, sempre corridori agli angoli. No, chiama strike l'arbitro dopo un ripensamento. Un ball, 2 strike su Alberto Canini. Andiamo.
Adesso probabilmente gli tirerà una palla curva. Sì, sul vantaggio di 2-1. Oh, che cazzata. No! Perché allora colto rubando secondo out. Primo out, scusatemi. Primo out, dopo una bella base conquistata. Secondo out, FF2 per Canini. Portisfiga. Ecco, nel box sostituzioni di Mattia Pandolfi con l'inossidabile numero 40 Bertagnon. Primo lancio ball, no, strike chiamato dall'arbitro, no, ball. Strike, un ball e uno strike, pertanto dopo la correzione sul tabellone. Swing di Bertagnon, un ball, 2 strike. E strike out. Dunque nulla di fatto nell'ottavo attacco, ghiotta opportunità ancora, non dico 2 uomini lasciati in base, però 2 uomini sulle basi, un'eliminazione corto fuori base e un uomo rimasto in terza base. Pertanto rimane solamente un inning per la Mediolano in Rimini per poter pareggiare, se non ribaltare il punteggio. Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erba Vita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan,
Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro. Ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità. Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie. RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori. Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni. Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini. Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra, l'amore per la vita. Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover. Super Dry, con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza. La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina. Smart, ufficio stampa e comunicazione. Dominate, abbigliamento per baseball e softball. Il Pulimec, attrezzature, prodotti e macchine per la pulizia industriale e professionale. Icaro TV, la TV dello sport sul canale 18. Teammate, articoli per baseball e softball. Macron, abbigliamento sportivo. Grazie agli amici sponsor per sostenere New Rimini Baseball. Parte bassa dell'ottavo inning nel box di battuta. Chi è? Il numero, scusate, aiutatemi, 33. Jorge Bencomo, mi sono perso. Valenzuela è andato K, vero prima? Valenzuela K. Ah. Su Box, esterno F7. Due ball e uno strike su Jorge Bencomo. Due ball, due strike. Conto pieno. L'arbitro vede oltre il filo esterno il quinto lancio di Gianluca Tognacci. Strike out, bello strike out. Strike out guardato. Antonia! Nel box Carlos Guevara, primo ball, un out, parte bassa dell'ottavo inning, punteggio sempre 4-2 per i locali. Bel strike girato, uno swing. Numero 11 Guevara, aggressivo. Palla sull'interbase, raccoglie e assiste verso la prima su il prima base, che è diventato Riccardo Bertagnon. Andiamo. Assistenza 6-3, seconda eliminazione. Nel box il numero 42 Daniele Tonnolo. Batte subito la prima sull'interbase che raccoglie ed assiste per un'altra eliminazione, fotocopia 6-3. Parte ottavo inning chiuso e inizio nono inning a breve.
Siamo gli sponsor 2022 di New Rimini, Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, Erbavita, benessere e salute fisica con la sua gamma di integratori a base vegetale, Aon, consulenza dei rischi e delle risorse umane, cliniche odontoiatriche Ruggeri, il fascino di un sorriso perfetto, farmacia San Gaudenzo, la tua farmacia di fiducia e le consulenze personalizzate, Meteor Viaggi, la tua vacanza in camper e caravan, Ruggeri Estintori, prevenzione incendi di sicurezza sul luogo di lavoro, ristorante Quo Vadis, la ristorazione romagnola di qualità, Studio Turci, consulenti in materie societarie, fiscali, amministrative e tributarie, RGM Commerciale con i suoi carrelli elevatori, Maioli Idrotermica, caldaie, impianti e ristrutturazioni, Riabilita Lab, centro medico fisioterapico e riabilitativo a Rimini, Terre di Grabo, a Coriano, dal rispetto per la terra l'amore per la vita, Vernocchi, concessionaria Jaguar e Land Rover, Super Dry con le sue collezioni di abbigliamento di tendenza, La Sfinge, produzione di etichette autoadesive personalizzate in bobina, Smart, ufficio stampa e comunicazione, Dominate, abbigliamento per baseball e softball. Nel box di battuta Andrea Gabrielli per la quarta apparizione, colpito, un K e un'eliminazione con una linea. Entra subito con un lancio sul filo esterno, così l'arbitro decreta. Ancora il partente, a questo punto closer, non ne gira, una palla sempre esterna. L'Eric della Rosa che si è praticamente lanciato fino adesso 8 inning più l'inizio del nono. 1-1 il conto su Andrea Gabrielli. Un ball, 2 strike. Dai Andrea, vai in basso Andrea. Dai Andrea. Due il conto. Dai Andrea, guardala, guardala. 2 ball, 2 strike. E valida questa volta. Bella valida di Andrea Gabrielli. Nel box Thomas Cifalino. Andiamo, ci fa! Un colpito per Andrea Gabrielli, un K, una bella linea sul guantone del seconda base e una valida davanti all'esterno sinistro. Nel box Thomas Cifalino batte subito per un doppio gioco. Salvo, scelta difesa. Nel box Yuri Cortesi, scelta difesa. Era meglio Andrea che era più veloce. E chi mette? No, meglio l'eliminazione in prima e Andrea in seconda che è più veloce su Thomas, però questo è il gioco. Ah, esatto, loro va più avanti. Primo palla ball con un out, un corridore in prima. Non ne ha tanti. Eliminazione al volo del seconda base, conferma F4. Secondo out nel box Amedeo Focchi, quinta apparizione al piatto.
entra con il primo lancio su un filo esterno, un strike, sempre corridori in prima, 2 out, Amedeo Focchi nel box per continuare la partita. Il nono. Un ball, 2 strike. Lancio strappato, 2-2 il conto. Andiamo a me. Vediamo Giperto Zucconi aver chiamato un gioco codificato. Due a due, 2 out, nono inning, parte alta. Strike out, termina così la partita con il punteggio di 4-2, una partita sicuramente giocata, decisa da degli episodi chiaramente a favore della squadra locale, un gran lanciatore che ha lanciato 9 inning e praticamente anche, dobbiamo dire, i demeriti del Mediolanum New Rimini, aver lasciato molti giocatori sulle basi e non essere riusciti a concretizzare le valide prodotte che sicuramente non sono state inferiori della squadra locale, una squadra locale più cinica che ha saputo affondare il colpo nel momento in cui i manager della squadra della New Rimini hanno probabilmente ritardato il cambio del lanciatore che ha permesso i 3 punti del sorpasso. Ci rimandiamo a questo punto alla ripresa che da cartellone dovrebbe arrivare del gioco a tra un'ora al termine di questa partita. Dunque adesso è mezzogiorno e 3/4, credo che inizierà intorno alle 2, probabilmente 2 e mezzo, 2. E a dopo. Interrompiamo la diretta e a risentirci a più tardi. Allora ecco. Aspetta.